realtà che in qualche modo ci dà una lettura anche diversa di quella che è il modo di vedere il futuro, di disegnare il nostro futuro dopo l'esperienza di una pandemia che ci ha cambiati, ha cambiato la nostra società, le nostre relazioni e cambia anche in qualche modo la prospettiva futura. E sono i dati che arrivano dal bilancio di Solidarietà Veneto, che è un fondo pensione che è amministrato e promosso dalla CISL, dalla UIL e dalle associazioni datoriali come Confindustria, Confapi, Confartigianato, CNA, Confartigianati, Federclai, quindi che mette insieme sindacati e associazioni di categoria. I dati che emergono sono davvero molto interessanti per capire un po' proprio queste dinamiche come sono cambiate. E allora io saluto e ringrazio per essere con noi Paolo Stefan, direttore di Solidarietà Veneto. Buongiorno direttore, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, dal vostro bilancio emergono due target, chiamiamo così, di popolazione che che si è rivolta a questo fondo pensionistico. Da una parte i giovani e dall'altra i pensionati più anziani. Concentriamoci intanto nei più giovani. Lei mi spiegava prima, quando ci siamo un attimo interfacciati, come era da qualche anno che i giovani questo target più giovane si fosse fatto avanti per un fondo pensionistico, ma la pandemia in qualche modo ha aumentato questo trend che avevate già rilevato. In che modo, direttore? Sì, è proprio così e sostanzialmente già da 3-4 anni vedevamo crescere il numero di nuovi iscritti di età inferiore ai 30 anni, sia per l'interesse dei nuovi lavoratori, dei più giovani lavoratori, sia anche per l'adesione dei soggetti fiscalmente a carico, quindi il genitore che iscrive i figli che ancora non lavorano. Diciamo che nell'anno della pandemia, essendo rallentata l'attività del fondo pensione negli sportelli territoriali che abbiamo nelle varie province del Veneto, abbiamo riconvertito il nostro modo di operare attivando gli sportelli online e chiaramente agli sportelli online abbiamo colto un incremento di interesse e di frequentazione da parte degli iscritti più giovani, poi probabilmente anche per un effetto passaparola si è amplificato questo tipo di dinamica. Tra l'altro giovani che negli sportelli online chiedono anche cose diverse da quelle a cui eravamo abituati, quindi molto spesso gli aderenti negli anni passati ti chiedevano: mi vorrei iscrivere al fondo pensione perché ci sono dei vantaggi fiscali, dei vantaggi contributivi, mentre questi giovani, forse anche consapevoli di problemi legati anche messi in risalto dalla pandemia e per non dire poi dei problemi demografici di cui poco fa proprio tra l'altro facevate cenno, ecco, questi giovani lavoratori cominciano a ragionare in termini di pianificazione, della serie: cosa sarà della mia vita quando avrò 50-60 anni, comincio ad organizzarmi per cercare di risolvere il problema pensionistico non reclamando diritti ma mettendo sul tavolo il tema della consapevolezza e della responsabilità nel risparmio a lungo termine. Quindi l'incertezza lavorativa da un lato, che diciamo il Covid ha ulteriormente accentuato, ma dall'altra anche la volontà, il timore che quelle che saranno poi i meccanismi per andare in pensione, non sapendo che cosa accadrà, sappiamo insomma come cambino continuamente, spingono proprio i giovani già a pianificare il loro futuro anche tra molti anni, stiamo parlando di trentenni, se parliamo tra 20-30 anni, insomma vuol dire guardare al futuro, ed è un aspetto nuovo degli ultimi anni rispetto al passato, una maggiore responsabilizzazione quindi dei giovani. Sì, lo è sicuramente. Di sicuro chi si iscriveva, sapete, Solidarietà Veneto ha più di 30 anni, è nato proprio in provincia di Treviso 30 anni fa, sicuramente chi si iscriveva 30 anni fa aveva una maggiore attenzione più per gli vantaggi immediati, meno tasse, più contributi, più rendimenti. Adesso sta maturando una filosofia completamente diversa, tanto che questa continua richiesta di stime, di simulazioni da qui a 10, 20, 30 anni ci sta spingendo ad evolvere anche i nostri sistemi informatici per far sì che queste tipo di proiezioni possano essere fornite con la maggior precisione possibile, immaginando che non è un lavoro tanto facile, specialmente se l'orizzonte è lungo, e quindi semplicemente uno ti chiede: quanto devo versare all'anno per riuscire ad avere una determinata pensione, o addirittura quanto devo versare all'anno per riuscire a sganciarmi dal mondo del lavoro magari 5, 6, 7 anni prima dell'età prevista per la pensione INPS. Quindi un cambio di atteggiamento
legato anche ad alcune novità normative degli ultimi anni. La più famosa è la RITA, la rendita integrativa temporanea anticipata, che è proprio la pensione che il fondo pensione può pagare prima ancora che arrivi la pensione dell'INPS. Allora, discorso in parte diverso invece per quanto riguarda i meno giovani, gli anziani, però direttore ne parliamo, prima ho la pubblicità tassativa e poi riprendiamo proprio da qui, dagli anziani, al perché accedono a questi fondi pensione. Tra pochissimo. Rieccoci in diretta, in collegamento abbiamo Paolo Stefan, direttore di Solidarietà Veneto. Abbiamo capito come i giovani si siano negli ultimi anni, ancora più con la pandemia, avvicinati al fondo pensione, e poi c'è l'altro target, quello degli anziani. Le chiedo subito, gli anziani nell'interfacciarsi con i vostri sportelli chiedono un fondo pensione per loro, per il futuro dei figli, per entrambi? Ma diciamo, abbiamo individuato questi due target tipo, chiaramente sono due estremi: il giovanissimo che comincia a lavorare, il pensionato, il pensionando che comunque può aderire a Solidarietà Veneto. In mezzo naturalmente ci stanno le più varie sfaccettature, tant'è vero che l'iscritto tipo di Solidarietà Veneto ha mediamente 45 anni su per giù. Detto questo, chiaramente più ci si avvicina al momento del prelievo finale, più ci accorgiamo che prevalgono atteggiamenti diversi. Sostanzialmente chi ha alle spalle già una carriera lavorativa e contributiva molto lunga e quindi anche probabilmente ha accumulato nella sua vita risparmio ed ha una maggior sicurezza, accede al fondo pensione soprattutto prestando attenzione ai vantaggi fiscali, in effetti il risparmio delle tasse, e anche, se sono ancora lavoratori dipendenti prossimi alla pensione, anche al vantaggio cosiddetto contributivo. Solidarietà Veneto, sappiamo, è un fondo contrattuale, di conseguenza chi lo sceglie ha diritto al maggior contributo a carico dell'azienda previsto dai contratti di lavoro. Ecco quindi che emergono quelle tematiche che proprio sui più giovani prima avevamo derubricato in qualche modo. Il pensionando, soprattutto per il fatto che in questi ultimi anni fa fatica a trovare nel risparmio tradizionale delle forme di remunerazione adeguate alle sue aspettative. Non abbiamo più i bot degli anni 80, 90 e neanche i BTP, i titoli di Stato non rendono più come una volta, quindi si fa fatica a trovare rendimento a meno che non si vadano a intercettare rischi. Ma i rischi sappiamo che nel breve periodo tipicamente non sono forse ottimali, ecco, per chi magari ha un orizzonte temporale più breve. Quindi con la scelta del fondo pensione, chi è prossimo alla pensione o addirittura chi è arrivato alla pensione sceglie di versare beneficiando della deducibilità dei contributi e quindi portandosi a casa un rendimento di fatto garantito, perché è derivante dal vantaggio fiscale, deduzione dei versamenti e minor tassazione al momento del prelievo. Quindi si combinano nel fondo delle esigenze diverse. Sì, è vero anche che, questo sì lo notiamo, ci sono tanti aderenti prossimi alla pensione che spesso si chiedono che cosa ne sarà delle future generazioni, hanno l'attenzione per i propri figli, se non addirittura per i nipoti, che cercano di iscrivere nella forma appunto dei soggetti fiscalmente a carico. E per quanto riguarda poi il tessuto veneto, Solidarietà Veneto ha dei progetti in piedi anche per contribuire proprio al rilancio del territorio nel quale si trova? Beh, diciamo anzitutto una cosa: Solidarietà Veneto ogni anno paga liquidazioni, prestazioni, pensioni, anticipazioni. Lo scorso anno abbiamo pagato 70 milioni di euro a beneficio dei lavoratori che operano nelle varie province del Veneto, ma soprattutto l'interesse di Solidarietà Veneto in questi mesi, in questi anni, è quello di cercare di ottenere dalla gestione finanziaria il massimo risultato con il minimo rischio. E il veicolo, il percorso per poter raggiungere questo scopo è quello della diversificazione, quindi non più soltanto titoli di Stato, anche per la questione dei rendimenti, non più soltanto azioni quotate in borsa, ma anche investimenti alternativi in aziende non quotate e in infrastrutture. E in questo senso mi interessa sottolineare due aspetti. Siamo nei giorni del Recovery Fund, del piano resilienza. Se non diciamo resilienza nelle trasmissioni veniamo puniti, quindi l'ho detto anch'io, ecco. Del Green Deal, diciamo. Quindi
l'Europa sta proiettando l'economia dell'intero continente verso una nuova dimensione e stanno giungendo risorse per rinnovare il nostro sistema economico. Quindi non soltanto le risorse pubbliche andranno in questa direzione, ma sono chiamati a contribuire anche gli strumenti di investimento a lungo termine, come sono i fondi pensione. Quindi l'investimento di Solidarietà Veneto potrà intercettare maggiori rendimenti, auspichiamo, ma anche sicurezza, appoggiandosi, affiancandosi al progetto di rinnovo del nostro continente, dell'economia del nostro continente, ricordandoci che questa necessità di rinnovarci non ci viene da chi magari il suo percorso di risparmio l'ha fatto, ma ci viene proprio soprattutto dai più giovani che qualche volta ci dicono sì, io risparmio e fra 30 anni magari tu mi darai una pensione, ma siamo sicuri che questa pensione me la potrò, tra virgolette, godere in un mondo che abbia dal punto di vista dell'ambiente, ma non solo, la stessa qualità di oggi? Siamo ingaggiati da questi giovani e non possiamo sottrarci al nostro dovere, a cominciare anche proprio dal nostro territorio, che è un territorio che richiede di essere riqualificato e tutelato perché abbiamo una responsabilità. Lei prima mi ha detto risparmiare non deve essere depredare, è fondamentale questo aspetto. Sì, assolutamente, lo vorrei sottolineare perché se nell'abitudine di chi ci ha preceduto forse c'era, no, si andava in banca e si chiedeva, quanto rende questo investimento e quanto si rischia? Anzi, talvolta neanche si chiedeva quanto si rischia. Adesso la gente ha capito che intanto bisogna chiedere quanto rende e quanto si rischia, ma soprattutto cominciano a chiedere i più giovani: e tu cosa ne fai con questo denaro? Come fai a proiettarmi un'aspettativa di rendimento, ipotesi del 3%? In che cosa investi? Perché che cosa me ne faccio io di un 3% se poi tu attraverso questo investimento vai a danneggiare il mondo in cui io dovrò vivere fra 20 anni? Come si fa a dargli torto? E questa è la responsabilità, è una responsabilità dei più giovani che ci piace, che è giusto valorizzare e mettere in evidenza. Grazie davvero al direttore di Solidarietà Veneto, Paolo Stefano, e naturalmente buon lavoro, a risentirci. Grazie a voi, buon proseguimento, buona giornata. Grazie anche a lei, è una lettura insomma particolare della nostra società che cambia, che sta cambiando in qualche modo anche per colpa e forse in questo caso potremmo dirlo anche per merito del Covid, che qualche aspetto positivo, pochissimi, gli sta portando nel nostro modo di interpretare la società e il nostro futuro.